Attenzione, c'è l'annuncio squalifica in questa batteria appena conclusa. Atleta in corsia 6, Manuel Zeri al Triestina nuoto, stato squalificato per arrivo irregolare, frazione dorso. In acqua con la ultima batteria con Riccardo Cervi in corsia numero 4, miglior tempo di iscrizione. Per lui 13ª prestazione assoluta stagionale, 1:59,70, nuotato a Riccione agli assoluti il 2 dicembre. Riccardo Cervi, atleta veneto che da quest'anno si è spostato giù a Bologna, il The Hacker Team. Trazione del dorso che si completa, 26,79, il passaggio a farfalla 32,44, la sua frazione dorso. Pignatone e Sandri a inseguire in seconda e terza posizione. Riccardo Cervi, specialista della rana, dei misti e dello stile libero, più volte campione giovanile e di categoria nei misti e nella rana, già finalista agli assoluti di Riccione in vasca lunga nei 200 rana e già nazionale giovanile nel 2016. Prossima gara intanto è quella dei 50 stile libero, categoria ragazze batteria 1, con Giulia Orsi alla 3, Anna Piccolo alla 4 e Martina Orsi alla 5. Sempre 2:07,64, miglior tempo di Federico Baggio. Ultime bracciate, Riccardo Cervi The Hacker per aggiudicarsi questa quarta batteria in 2:05,98 e dunque ottiene il miglior tempo. Se tutto confermato sarà in corsia 4 nella finale quest'oggi. Federico Pignaton si va a inserire in quinta posizione complessiva, Jacopo Sandri in ottava complessiva. Attendiamo comunque la conferma da parte dei giudici. Intanto si prosegue con lo stile libero 50 categoria ragazze.